ci sono dei pazzi. Tu dici che mi piacerebbe parlare del lombardo, però il mese fu no, perché ti conosci un attimo, non ne mangi parole quando parli in italiano, se parli in milanese alla fine. Allora innanzitutto mi presento, mi chiamo Pietro Kociancic, come si può capire il cognome vengo da Milano, ho 22 anni, ho fatto il primo liceo classico, adesso studio storia all'Università Statale di Milano. E, diciamo, le cose che potrebbero interessare in questo momento sono ormai da 4-5 anni utente e amministratore della Wikipedia in lombardo, in cui c'è anche qualcun altro qui collaboratore. Sono anche membro del Comitato per la salvaguardia dei patrimoni linguistici, di cui c'è qualche membro qui in questa sala e che invito a prenderne parte anche agli altri. Adesso arriviamo all'argomento del libro. Perché ho deciso di tradurre le vulgare eloquenze dal latino al lombardo? Soprattutto per i soldi. Perché ho detto tutti, ho vinto un premio, bene, sì, ho vinto un po' di soldi, complimenti! Quanti anni avevi quando l'hai deciso? Era l'anno scorso, 21. Quindi a 22 anni. Esatto. E poi, a parte questa importantissima motivazione, ce n'era un'altra secondaria, diciamo, che il De Vulgare Eloquenze è un libro che mi ha sempre interessato, sempre incuriosito sin da quando ho avuto modo di approcciarmi con questo al liceo. E perché? Perché era anche il periodo in cui cominciavo a interessarmi alla questione della lingua e trovarmelo davanti proprio in quel momento è stato, come dire, un incontro fortuito, molto interessante. Perché? Perché è un libro che entra in una polemica, una questione letteraria del Medioevo molto interessante, che potrebbe interessare molto anche noi che abbiamo a cuore le lingue regionali e minoritarie. Perché era il periodo in cui c'era discussione fra i sostenitori del latino e i sostenitori del volgare, perché il latino veniva considerato la lingua importante per scrivere tutte le cose più rilevanti, per scrivere di scienza, di filosofia, di storia, di teologia, mentre il volgare era la lingua, non so, per poesia, non so se vi ricorda qualcosa. Insomma, non era la lingua giusta, se uno voleva fare quella figura doveva usare il latino. E allora Dante Alighieri, che era già abbastanza conosciuto come poeta, ed era comunque una persona di conoscenza, cioè era un intellettuale dell'epoca, possiamo dire, entra nel vivo di questa polemica e prende posizione affermando una cosa quasi rivoluzionaria, che addirittura è il volgare a essere più nobile del latino. Poi su questo si può discutere, perché possiamo dire al giorno d'oggi magari tutte le lingue hanno la stessa dignità, però al tempo dire che addirittura il volgare è più importante del latino, perché è la lingua che parlano tutti quando nascono, parlando con la gente, e poi usano al massimo latino, che sembra quasi una lingua artificiale, cosa che è falsa, ma lui non lo poteva sapere. Insomma, è un qualcosa di rivoluzionario. In più aggiunge che il volgare può addirittura essere già per sé superiore, ma può essere ancora di più seguendo, come dire, i giusti esempi che hanno dato alcuni autori, tra cui mette molto modestamente anche se stesso, e seguendo gli esempi dati da questi autori si può arrivare a una lingua, chiamata il volgare illustre appunto, che può essere utilizzata per anche tutti gli argomenti più alti. Non è un caso che lui a un certo punto interrompa inopinatamente il suo libro e si metta a scrivere un libricino, forse di cui avete sentito parlare, che era di una commedia, capolavoro della letteratura occidentale, per cui fu molto criticato per giunto al tempo, perché molti mi hanno detto che dovevi scrivere in latino, perché così in volgare, insomma, invece lui l'ha scritto in volgare, giustamente. E quindi penso che sia, come dire, un incoraggiamento anche per chi ha a cuore le lingue regionali, perché al giorno d'oggi diciamo che una certa comune opinione suggerisce che i cosiddetti dialetti possono essere usati, non so, per raccontare le barzellette, per le canzoni dell'osteria, per fare doppiaggi simpatici di Peppa Pig, non so se qualcuno li ha visti, sono robe, sì, su YouTube potete vedere cose abbastanza schifose. Invece, cioè, come dire, è una lingua per buzzurri che viene usata, può essere usata soltanto per cose da buzzurro.
invece non è detto, è a seconda dell'uso che si fa di una certa lingua che la si qualifica in un modo o in un altro. Se io continuo a scrivere soltanto di scarpe in italiano, l'italiano sarà soltanto la lingua in cui si può parlare di scarpe. Se invece si prova a parlare anche di qualcosa di più elevato, la lingua ha questo prestigio, ma è una, come dire, spetta a chi scrive questa responsabilità. Non è scritto da nessuna parte che la situazione debba rimanere come quella del giorno d'oggi, non è scritto da nessuna parte che soltanto l'italiano, per dire, che poi comunque è una lingua madre, quindi non è che mi fa schifo, però non è scritto da nessuna parte che soltanto l'italiano possa essere usato per le cose importanti, mentre invece i dialetti in un altro modo, o anche in livello internazionale, non soltanto l'inglese può essere usato e allora l'italiano si riduce a un ruolo quasi dialettale ormai. Sta nella responsabilità di chi scrive di nobilitare o meno una lingua, perché le potenzialità ci sono tutte, anche, credo, spero, in lombardo, ma in veneto, in piemontese, in napoletano, in siciliano, in sardo, in ladino. Quindi, insomma, un giorno pensavo queste cose qui, ero un po' annoiato davanti al computer, ho cominciato a guardare un attimo la traduzione, fare la traduzione di lombardo, poi lo chiamo dei danari, ovviamente no, perché ormai ero a metà strada, facciamo anche l'altra metà, e quindi insomma credo che sia venuto un buon lavoro e spero che possa servire come stimolo a chi invece è più madrelingua di me per scrivere qualcosa di veramente bello anche